expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she Bravi ragazzi, per dargli via in spogliatoio. Cosa? D'accordo? Bene, ciao a tutti. Grazie Adriano. Come ti è apparsa l'esperienza di questo camp e l'organizzazione? L'organizzazione di primo ordine è stata una bellissima esperienza, noi siamo stati qua 2 volte, 2 mercoledì. E mercoledì è stato qua un mio collaboratore, Federico Be, che è il preparatore sportivo della città di base di Castel Padova, e oggi sono venuto io. Devo dire che come quando si ha a che fare con i giovani è sempre piacevole. Sicuramente è ancora un po' difficile, però una gratificazione, si tolgono delle gratificazioni importanti. Checco! Non si dice Checco? Grazie a voi ragazzi, grazie perché no, siete stati veramente molto bravi, si vede che vi piace. Alluz! Fate passare Davide! Fate passare Davide! Tutti! E i portieroni! Tre volte finale! Il film! Urra! Il film! Urra! Uno, due, tre, tre. Sei in caldo Davide? Già la frena l'acqua. E sei una puttana. Guarda che bello che so. Adesso buttiamola loro. Piano! Dove ti canta? No, devo andare. Ma stai qua sotto, sei sicuro? Appena gli abbiamo proposto di fare il corso dei portieri, ha accettato entusiasticamente, ci ha aiutato insieme alla società e favorito perché affinché il corso riuscisse nella maniera migliore possibile. Grazie Luca. Grazie a voi. Allora, tutto bello, è stato un divertimento e questo fa molto piacere a vedere questi ragazzi così impegnati, e nel lavorare chiaramente. Devo fare i complimenti a tutto lo staff che è ancora più impegnativo e con più voglia. Niente, devo congratularmi con tutti quanti chiaramente. In bocca al lupo e vi auguro a tutti delle buone vacanze. Grazie Luca, io vorrei ragazzi che hanno partecipato a questo corso, sono stato molto contento, ho visto l'impegno e anche i miglioramenti di giorno in giorno. Vi raccomando sempre la disciplina e il rispetto per i compagni, mi raccomando ragazzi. In bocca al lupo.
ringrazio tutti e non so cosa dire. Allora credo sia da fare un applauso a Leonardo per quello che ha fatto in queste 2 settimane. La Claudia e la Mariella e tutti quelli che ci hanno seguito durante Matteo, bravo Matteo, sì è vero. E quelli che ci hanno dato una mano in queste 2 settimane. Volevo ringraziare i ragazzi, i bambini e i ragazzi che ci hanno seguito, che ci hanno sopportato e siete stati molto bravi. E la pazienza dei genitori, insomma, di queste 2 settimane che sono stati bravi anche loro. E grazie e buone ferie. Che ringraziamo tutti affettuosamente in questo momento per l'aiuto che ci hanno dietro le quinte, non si è visto, ma sono sempre stati presenti, sono sempre stati vicini. Che con tanto amore e anche immagino anche tanta fatica e pazienza ci hanno supportato per queste 2 faticose settimane ma gioiose. Spero anche per Grazie. moltissimo per tutto l'aiuto che ci hanno dato, Jacopo che con insistenza ha tenuto duro ed è riuscito a toccare fino dal piede d'oro. Sembra di non aver dimenticato nessuno, vero? Allora, fate alto. Simpatia, super, coccole, tanti puntini di domanda, c'è un futuro. Formaggio Nutella, ottimo e dolce. Miscelazione tè, livello esperto. Grazie. Simpatia, super, coccole abbondanti ma non a sufficienza. Spalmaggio Nutella, più magica che spalmata. Grazie, no, non è Più mangiata che non è vero, più magica. Miscelazione tè, troppo chiaro. Gavagnin Riccardo. Melotti Jacopo. Bravo Ale. Ballarin Gianluca. Menegazzo Tommaso. Danieli. Bene, abbiamo Aldus Roberto. Destre Andrea. Simpatia, Tise oro. Tecnica del portiere, Tise rotto come a piatti. Puntualità, il tuo orologio è sempre avanti. Ricevere i gavettoni, massa alto. Tecnica di tiro dei rigori, punizioni, ti tiri massa forte. Valutazione per play, 3 per massa utili. Valutazione globale, un fiamanco di abbiati. Grazie. Simpatia, sei simpatico proprio. Tecnica del portiere, si l'ha visto. Puntualità abbastanza regolare. Riceverai i gavettoni, aspettatelo. Allora,
tiro dei rigori punizioni dopo i 7 hanno creato l'8 per lui. Vero? Oh, l'hanno fatto loro, Valutazione per play, avresti un diavolo per cappello, quindi buono. Valutazione globale, un grande menisco. Grazie. Simpatia, tanto simpatico quanto pelato. Tecnica del portiere. Puntualità, ma quando mai è puntuale? Ricevere i gavettoni, quest'anno l'hai scampata. Tecnica di tiro dei rigori, punizioni, esiste la porta. Valutazione per play, sempre corretta. Valutazione globale, grande Tommy. Bravo Tommy! Pausi. Simpatia, il nostro Barù. Tecnica di tiro, piede a banana. Tecnica del dirigente i giochi, venduto. Arbitraggio, pessimo. Tecnica di preparazione del materiale, ti mandi sempre gli altri. Organizzazione del corso, ottima. Bravo Leo! Per i ragazzi, simpatia, simpatico tranne a uno. Non si scusa. Tecnica di tiro, bravo al manco su quello. Tecnica del cameriere, quando mai ti ho gaffato. Taglio dei capelli, variabile. Tecnica di raccolta del materiale, ma ti sa dove che sei? Simpatia e il grande Dido. Un applauso a Dido! Tecnica di tiro. Maria, sei scuri! Tecnica del cameriere, lumaca. Taglio di capelli, meglio pelato. Tecnica di raccolta del materiale, sempre peso. Ballarini Matteo. Premia Davide. Porta guanti professionale. La classifica di giochi dei grandi invece quest'anno, la seconda settimana, ha vinto la sorella Giorgio. Bravo Giorgio. Tanto tennis imbattibile. Tanto tennis imbattibile. Assolutamente educato dentro, fuori del campo fino alla fine del camp. E premia questa settimana Tommaso Vavarà, visto che il premio è dedicato a suo papà Nini che ci ha trasmesso tutti questi valori che dicevamo. Vince Gianluca Ballarini.